Giuseppe Romano, presidente del Consorzio di Bonifica Piave e presidente dell'Unione Veneta Bonifiche. Buongiorno. Allora, dati i risultati del recente referendum in cui è emerso con un vero e proprio plebiscito il no al nucleare, è chiaro il messaggio che bisogna svoltare sulle energie rinnovabili. Un settore in cui i consorzi di bonifica sono già avanti. Sì, per noi era molto chiaro anche da prima, al di là del referendum. I consorzi di bonifica del Veneto da molto tempo stanno investendo in energie rinnovabili, in idroelettrico in particolare, ma anche in impianti alternativi fotovoltaici e quant'altro. Quindi credo che questa sia una strada interessantissima per due aspetti. La prima per l'ambiente, sicuramente importante, l'altro aspetto importante è la questione economica. Noi dobbiamo comunque dare maggiori servizi e questo ci aiuta a ridurre i costi dei nostri consorzi da portare poi verso i nostri contribuenti. È stato sottolineato che ogni anno si perdono milioni di metri cubi d'acqua a favore del mare. Come fare per trattenerli? Ci sono delle soluzioni? Sì, le soluzioni ci sono e noi da diverso tempo portiamo avanti un progetto che si chiamano bacini di accumulo. Significa cosa? Recuperare le cave ad alta pianura, cave che dal punto di vista ambientale creano dei problemi, invasare l'acqua nei periodi di grande piovosità e rilasciare i metri di siccità. Questo consentirebbe di recuperare milioni e milioni di metri cubi d'acqua. Durante l'indagine SVG presentata dal relatore Weber è emerso che il 56% dei contribuenti sono soddisfatti di quel che pagano i consorzi di bonifica. Come lo legge come dato? Un dato estremamente positivo e credo che sia difficile pensare che in altre situazioni, in altre realtà del nostro Paese ci sia una positività così nel pagare qualcosa, nel pagare comunque un contributo a un ente. Quindi da questo punto di vista riafferma la centralità e l'importanza e la funzione che svolgono i consorzi di bonifica in Italia per dare quelle risposte necessarie al nostro territorio.